Terza corsa, una condizionata per puledri di 2 anni sul doppio chilometro. Non corrono Gioia del Ronco e George dei Greppi. Lo schieramento 1 Gatorade Font, 2 Galles dei Greppi, 3 Gildi Girifalco, 5 Gravina MF, 6 Gisli di Meletro, seconda linea 7 Giorgio Dark. I favori sono per Gatorade Font numero 1 Andrea Farolfi. Stacco con la velocità di Gravina MF che cerca di superare Gildi Girifalco e lo fa in 50 metri. Terza posizione per Gatorade Font, mentre in quarta ora perché si accoda Gisli di Meletro in terza. Sposta presto però Gildi Girifalco dalla scia di Gravina MF, va ad attaccarla e a rilevarla al comando dopo i primi 250 metri di gara. In vantaggio dunque Gildi Girifalco che ha sopravanzato Gravina MF. All'esterno ora la mossa di Gatorade Font. Dopo i primi 432,2 Gatorade Font continua nella sua progressione, progredisce su Gravina e raggiunge il sediolo di Gildi Girifalco quando siamo all'altezza dei 600 in 48,9. Percorsi esterni c'è anche Gisli di Meletro, mentre lungo la corda vanno Giorgio Dark e Galles dei Greppi che poi si getta di galoppo. Numero 2 Galles dei Restano Greppi in 5. squalificato. Dopo 800 metri in 1, 4 e 7 con la pariglia di testa formata da Gildi Girifalco e Gatorade Font che è seguita da Gravina MF e Gisli di Meletro. Chilometro iniziale 1,20 e mezzo. Corsa che ancora non è entrata nel vivo, la pariglia di testa per il momento continua ad andare via, andamento piuttosto lento. C'è stato un parziale in 15,2 comunque, a cui è seguito un 15,3. L'attacco di Gatorade Font a 500 dall'arrivo. Gildi Girifalco per il momento replica. I due a 400 dalla conclusione sono perfettamente appaiati, seguiti sempre da Gravina MF, poi lungo la corda Giorgio Dark e all'esterno è sempre Gisli di Meletro, 300 alla conclusione con Gildi Girifalco. L'errore intanto di Gisli di Meletro. 6 Gisli di Entra Meletro in testa in retta d'arrivo squalificato. Gildi Girifalco, ci prova nuovamente Gatorade Font che insiste a centropista. Si difende Gildi Girifalco, insiste ancora Gatorade Font, finale con Gildi Girifalco che si salva fin sul palo, mentre sbaglia a centropista Giorgio Dark che era terzo e lascia la terza piazza Gravina MF, 1,18,2 sul doppio chilometro, 37 a chiudere la vittoria in percorso di testa di Gildi Girifalco, in sediolo Maurizio Cheli, in luogo di Marco Volpato. E il raddoppio come trainer per Lorenzo Baldi. Gildi Girifalco, percorso di testa, regge fin sul traguardo le bordate di Gatorade Font che può essere soltanto seconda, mentre al terzo finisce Gravina MF sull'errore di Giorgio Dark.